E allora Presidente, si inizia nuovamente una nuova stagione, con quali propositi? Ma i propositi sono sempre buoni quando si inizia una stagione con una squadra che abbiamo allestito cercando di rispettare e proseguire quel progetto importante che abbiamo già iniziato l'anno scorso, che è un progetto basato sui giovani e sulle valorizzazioni di questi giovani. Noi abbiamo dei giocatori che sono patrimonio di questa squadra e dobbiamo obbligatoriamente valorizzarli e farli uscire fuori, perché sono appunto dei giocatori su cui puntiamo molto. È chiaro che questo inizio di campionato noi ci dobbiamo sempre prefiggere un obiettivo, e il nostro obiettivo è chiaramente quello di raggiungere una salvezza tranquilla, una salvezza che ci possa riproporre l'anno prossimo ancora il campionato professionistico di Serie C, che è appunto un campionato importante che abbiamo conquistato dopo tanti anni di assenza. A livello dirigenziale siete rimasti in due, Silvio Alessi e Marcello Giavarini. Dietro l'angolo non c'è più nessuno? Ma abbiamo cercato, veramente sperato, e abbiamo parlato, abbiamo discusso con tante persone, abbiamo visto che però attualmente non c'è nessun interesse su questa società. Ci siamo guardati in faccia con Marcello Giavarini, abbiamo detto: Marcello, noi questa squadra dobbiamo portarla avanti naturalmente con le difficoltà economiche che ci possono essere, cercando di fare le necessità virtù. Abbiamo realizzato una squadra che secondo me ci darà delle soddisfazioni, abbiamo cercato di tagliare numerosi costi inutili e numerose figure che appunto non portavano nulla alla società, abbiamo cercato di costruire un budget parsimonioso e che ci possa portare ad una serenità economica che dobbiamo garantire obbligatoriamente ai Giavarini. Non ci sono altre, qui ora lo dico con grande serenità, non voglio fare polemiche, però non ci sono attualmente altre persone che vogliono investire in questa società. Stagione, domenica si inizia questa stagione con quali propositi? Con una squadra molto giovane, con l'obiettivo, lo stesso lo scorso anno, una salvezza tranquilla. Ma innanzitutto volevo salutare Agrigento città, tifosi e non, per essermi stato vicino nel momento mio bruttissimo, li ringrazio. E niente, ci apprestiamo a vivere un'altra avventura con più motivazione ancora più dell'anno scorso. Alla mia squadra ho chiesto dal primo giorno di ritiro le caratteristiche che non dobbiamo mai perdere, quella dell'umiltà, della voglia di superarci, e domenica incominciamo subito a fare sul serio con una squadra molto importante per questa categoria, ben allenata da un allenatore che conoscete bene, e niente, non vediamo l'ora di confrontarci con loro e capire un attimino a che punto siamo noi con la preparazione. Squadra giovane ma con un anno in più di esperienza sulle spalle. Diciamo che lo scorso anno diversi giocatori hanno rotto il ghiaccio. Sì, un anno in più, abbiamo riconfermato la maggior parte dei ragazzi dell'anno scorso, abbiamo portato in prima squadra dei ragazzi giovani come Minacori, come Tripoli, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo i ragazzi del 99, che Petrucci, che Caternicchia, che Rotolo, che Greco, sono ragazzi che già hanno un anno in più di esperienza a livello di prima squadra, e mi aspetto che la loro crescita continua ancora bene.